Un caro saluto a tutti voi, amici della Tenda TV e di Radio Palazzo Carli. Siamo qui anche oggi in due, io sono Jane. Don Paolo. E insieme vi accompagniamo alla 60ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che sarà domenica prossima 30 aprile. Invochiamo da subito lo Spirito perché ci sintonizzi con il cuore di Dio. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. E oggi continuiamo l'ascolto del Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti dal 44 al 51. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù alla folla: «Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I padri vostri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». In questi giorni, accompagnati dal Vangelo di Giovanni, Gesù si rivolge alla folla. C'è sempre questa folla. Il Signore si rivolge a tutti, credenti e non, nessuno è escluso. E in questo grande discorso che Gesù fa, proprio in questa settimana che ci prepara alla giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, ci colpiscono queste parole. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Gesù dice a chi lo ascolta che per poterlo riconoscere e accogliere come pane di vita, come pane vivo, c'è una dimensione di ascolto del Padre che è necessaria. Infatti, nell'esperienza vocazionale di tutti c'è questa dimensione necessaria, fondamentale, di ascolto della parola di Dio. E concretamente questo ascolto del Padre avviene nell'ascoltare i pensieri e i sentimenti che nascono nel nostro cuore, cercando di chiamarli per nome. Ascoltando i fratelli e le sorelle che incontriamo nelle nostre giornate, ascoltando e comprendendo o cercando di comprendere le realtà che stanno intorno a noi e in quelle che siamo immersi nella nostra quotidianità, nel leggere e contemplare la parola di Dio come stiamo facendo anche adesso e in questi giorni. Per questo è necessario prendersi del tempo per questo ascolto e da questo imparare da Lui, perché in questo si va a Gesù. Nel Vangelo Gesù continua a fare l'invito: vieni a me, io sono il pane vivo. Sì, si va a Lui, ma dove? Io sono il pane vivo, ci dice, e lo troviamo nell'Eucaristia, ma anche nel suo corpo che è la Chiesa. E così, ascoltando il Padre, siamo portati al corpo del Figlio, che è l'unico che dà la vita del mondo, unico luogo per poter essere inseriti nell'esperienza della risurrezione. Gesù dice che i padri hanno mangiato la manna e sono morti. E così può avvenire anche oggi. Si può fare un'esperienza di Dio, anche buona, ma non è sufficiente per la vita eterna. C'è un legame da vivere con Gesù, c'è da mangiare di Lui per vivere. Lui si prende cura di noi donandoci se stesso. Un meraviglioso poliedro è la Chiesa di Gesù Cristo quando ascolta e impara dal Padre per vivere nel Figlio la risurrezione. Vogliamo ora pregare insieme con la preghiera per la giornata mondiale delle vocazioni. Padre buono,
datore della vita, il creato, il tempo, la storia, ci parlano di te, del tuo amore, della tua passione per ognuno di noi. A te che ci hai chiamati fin dal seno materno, seminando in noi desideri grandi di felicità e di pienezza, chiediamo, manda il tuo Spirito a illuminare gli occhi del nostro cuore, perché possiamo riconoscere e valorizzare tutto il bene che ci hai regalato alla nostra vita. Fa che ci lasciamo attraversare dalla tua luce, perché dalla tua Chiesa si riverbino i colori della tua bellezza a ognuno di noi. Rispondendo alla propria vocazione, partecipi dell'opera meravigliosa e multiforme che vuoi compiere nella storia. Te lo chiediamo in Cristo Gesù, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. E ci salutiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Buona giornata a tutti e a domani. A domani.